Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con l'appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata della domenica parte alle 19:30 e in replica alle 23 e poi anche nella mattinata del lunedì intorno alle 8:30. Oggi una puntata particolare, i campionati dilettantistici sono fermi, allora abbiamo deciso di dedicare la puntata interamente ai settori giovanili. Avremo modo di parlare ampiamente della miriade di società e di tanti bambini che appunto fanno parte di questo grande movimento che è il calcio giovanile in Sicilia. Salutiamo subito la prima penaltina, la nostra carinissima Federica Di Benedetto. Buonasera, ben post Natale. Sì, un po' appesantiti, però devo dire smaltiremo tutto. Benissimo. Impostazione oggi fissa, nel senso che rimarrà per tutta la puntata. Abbiamo Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Benissimo, mentre diamo subito il saluto ai nostri ospiti che oggi fanno parte della scaletta della nostra trasmissione. Abbiamo il piacere di avere qui in trasmissione il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il Comitato di Catania, il professor Carmelo Pergolizzi. Buonasera. Buonasera Carmelo, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro vieni da una temperatura polare a Pedara perché si è appena quasi concluso il torneo organizzato dalla città di Mascolucia, nonché anche dal Calcio Catania, Torre del Grifo, location meravigliosa, di questo ne parleremo ampiamente. Accanto a te abbiamo un'altra presenza importante quando parliamo di calcio dilettantistico, mister Turi Di Stefano. Ciao Turi. A malapena forse posso parlare. Perché Buonasera. sei influenzato? Cosa c'è? No, sono troppo freddo. Però l'atmosfera è stata bellissima. Ora straordinariamente bella. È stata bellissima. Voglio anche salutare in una nuova postazione che abbiamo qui all'interno della nostra trasmissione Penalty il presidente di una società di Pachino, della provincia di Siracusa. Parliamo di Marco Arangio, presidente della società L'Uliveto di Pachino. Ciao Marco. Buonasera a tutti. E insieme a Marco, vicino a lui, un ospite abbastanza fisso all'interno della nostra trasmissione, mister Aldo Musumeci, con lui parleremo anche di settori giovanili. Buonasera a tutti, ciao Ettore. Buonasera a voi e ben trovati. Allora, subito la domanda al presidente della FIGC, Carmelo. Io credo che quando vengono fuori tornei di questo genere fa piacere, perché c'è stato un grande movimento di società, tantissimi bambini che hanno vissuto soprattutto un'esperienza particolarmente bella, perché insomma andare a giocare a Torre del Grifo è sempre un'emozione. Sì, penso che per un bambino giocare al villaggio Torre del Grifo, dove c'è la sede del Calcio Catania, è il massimo. È un sogno proprio. È il massimo. Dobbiamo ringraziare che negli ultimi anni il Calcio Catania ha aperto il villaggio a tutti, sì, anche alla federazione, ai così allenatori. Una bella svolta. Finalmente, così, anche per far conoscere l'ambiente vero del calcio professionistico. E questa è una cosa bellissima. Tra l'altro hai avuto modo di vedere appunto anche la correttezza che c'è stata all'interno di questa struttura. Ieri nei tuoi saluti finali lo hai sottolineato. Sì. Per me la cosa importante è far giocare soprattutto e divertire. Poi l'organizzazione è stata ottima, perché parlando con i dirigenti, amici di tutte le società, erano soddisfatti. Anche se qualche genitore c'è sempre in mezzo, il genitore vuole vincere sempre. Ma le società e i bambini, che soprattutto si vedeva il sorriso brillare a 360 e questo gradi. è sicuramente il messaggio più importante che è arrivato da questo torneo di Mascalucia e di Torre del Grifo. A tal proposito vi vogliamo fare vedere subito una clip così brevemente riassuntiva di questo torneo, così possiamo tutti noi assaporare insieme a voi l'atmosfera straordinaria che si è verificata all'interno di questa bellissima manifestazione, il trofeo di Natale. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older.
weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. È una clip che in un certo senso ci ha fatto vivere questa emozione bellissima di questo torneo. Io credo che può essere anche un punto di partenza, Carmelo, per tante altre società che vogliono insomma, far vivere questa emozione a tanti bambini di queste numerosissime scuole calcio che abbiamo qua in Sicilia. Sì, non solo nella nostra provincia, è tutto il territorio, soprattutto nella zona del Trapani, ci sono molti tornei che su questo, soprattutto a fine stagione. Fine stagione. Ma nella nostra provincia non ci possiamo che lamentare. No, perché infatti, voglio il dire. Comitato di Catania inizia per l'attività di base al settore giovanile già a ottobre fino a giugno e concludiamo con la manifestazione di Castiglia con la festa delle scuole di calcio. E lì siete veramente in tanti, eh? Sì, siamo in tanti, abbiamo anche richieste di altri comitati, abbiamo accettato per esempio la Catena Nuova, sì? scuola del Messinese, per poter partecipare alle nostre attività di base. La nostra è ricca come organizzazione e come organizzazione di attività di base, dai piccoli amici fino agli esordienti. Questa è una cricca perché ci vuole ogni tanto queste tornei che danno il ciliegino. Sì, sì, è una promozione vera e propria a tutto il movimento, e sotto questo punto di vista devo dire che il Città di Mascalucia insomma, è stato fondamentale nell'organizzare questo torneo. Turi, ti ho visto insomma, indaffarato già dalle prime ore del venerdì e sino a un paio di minuti fa eri in prima linea, a dimostrazione insomma, che comunque ci vuole passione per fare una cosa di questa, perché stare appresso a tanti bambini, adesso poi tra l'altro sentiremo la società dell'Uliveto che addirittura è venuta da Pachino, ma credo che sia comunque poi bellissimo e soddisfacente sotto questo punto di vista. Beh, io direi che il calcio è di chi lo ama, perché se non si ama e non si appassiona è meglio starcene a casa. I risultati poi insomma si non allora, nel settore giovanile, Carmelo me lo insegna, il risultato non esiste. Purtroppo questa cultura ancora non è entrata in mente, ma vedi, per i genitori magari io li potrei accettare, io non accetto invece certi istruttori che non hanno questa cultura. È lì che io un attimino mi arrabbio, più che altro mi amareggio, perché arrabbiarsi non è il termine forse giusto. Mi amareggia perché dopo, credo, qualche anno di calcio che ho fatto, diciamolo pure. Diciamolo pure. Quindi ancora non si è entrata nella cultura del divertimento. Eppure io penso che questi tornei possono già incominciare a far capire a molti che questo deve essere lo spirito. Prima di venire qua, Carmelo, io ho sentito un suo intervento nella premiazione, sia lui che Maurizio Pellegrino sono stati lineari e chiari. Come si dice a catenese, azzeccosi diretti, nei confronti di certi genitori, di certi istruttori, perché ancora non l'hanno capito. Allora, amici miei, innanzitutto prima viene la scuola. La strada però è stata segnata. Io credo che, insomma... Guarda, noi altri, tu sai che tanti di questi tornei abbiamo fatto gli anni precedenti a Villaggio Madonna degli Olivi, a livello, e tu Carmelo ne sei testimone, ma a livello grosso. Questo, il merito lo devo dire, ed è giusto che sia così, a due miei allievi,
Giovanni Spina e Peppe Trincale, certo. che sono stati i promotori di questo, sono stati coadiuvati da una splendida donna che si chiama Marletta, Sì, ed è giusto vero. che sia così. Però io per il calcio volevo fare un plauso anche a tutti i ragazzi del Città di Mascalocia, indubbiamente. che erano Lei, tantissimi. purtroppo si sono dimenticati in questi giorni. si sono dimenticati di menzionare, no, dimenticanza giustamente, Hanno fatto un per la lavoro confusione. straordinario. No, l'ottima organizzazione, e questa si sa, ma gli arbitri, amici miei, infatti. gli arbitri debbono essere menzionati, che sono praticamente i figli nostri, che si sono, diciamo, cementati Infatti. con tanti insulti purtroppo che hanno infatti, avuto, perché e qualcuno sono dovuto giustamente- intervenire io pacatamente e saggiamente verso certi genitori. Hai e fatto bene quant'altro. Turi, tu sei uno sportivo a 360 gradi. Io una battuta la volevo fare subito anche con Marco Arangio della società L'Uliveto di Pachino. Allora, io credo che questa esperienza a Torre del Grifo, in questo torneo, in questo trofeo di Natale, sia servito sicuramente ai tuoi ragazzi intanto per vivere, insomma, un'atmosfera assolutamente quasi surreale, perché insomma, la casa del calcio Catania dà sempre tante emozioni, no? Sì, diciamo sì, sono molto contenti i nostri bambini, anche se già noi siamo venuti spesso qua. Fate sì, degli sì. stage, Abbiamo fatto magari far venire alcuni per gli incontri. allenamenti. Sì, sì, abbiamo fatto gli allenamenti. È bella questa cosa. Abbiamo avuto anche la fortuna che è venuto dai campi da noi Giuseppe Mascara, è venuto anche Giovanni Marchese, e quindi abbiamo avuto un contatto. Insomma, diciamo... i vostri ragazzi già assaporano Sì, allora sì, a tutti sì, gli effetti questa bella atmosfera del calcio che ma conta. anche se diciamo l'hanno vissuta, venire sempre qua è una cosa molto... Fa sempre bene. Sì, fa sempre Come è andato bene. questo torneo per voi? Abbiamo diciamo vinto il torneo nostro, sì, però allora alla fine... abbiamo una squadra vincente, Sì, bene, siamo sì, contenti. sì. Avete fatto sia la categoria Pulcini? Abbiamo fatto categoria Pulcini. Ah, solo quella? Sì, solo quella Vabbè, di quest'anno, sì. Tra l'altro, insomma, esiste una classifica così molto limitata, però... Sì, perché in questo, diciamo, in questa categoria non esiste, diciamo, un vincente. Un vincente. Tutti sono vincenti. Sì. Tutti sono Io vincenti. volevo dire una cosa a proposito, Sì. perché oltretutto vengono da Pechino, dove io ho avuto un grandissimo giocatore che è Carlo Bartolo, no? Un terzino sinistro alla Marchese, diciamo Sì. pure, no? Quindi Lui è un po' la memoria storica del calcio siciliano, come avete potuto ben la sentire. cultura, avete la cultura proprio del calcio giovanile a livello puro, e questo vi fa onore. onestamente. Sì, diciamo, se l'abbiamo dentro il sangue, come si suol dire. E questo è importante. Perché se manca quello lì, se non c'è la passione, non puoi andare avanti. È vero, è vero. Aldo, hai seguito marginalmente il torneo, indubbiamente soprattutto quello dei giovanissimi è stato tecnicamente forse quello più importante, una finale fra Catania e Meridiana, diciamo quelle che sulla carta con qualche esperienza in più probabilmente erano quelle tra virgolette più forti, lo diciamo, però ci limitiamo solo a dirlo. Hai visto anche qualche ragazzino che può essere anche interessante da immettere tra virgolette, sempre tra virgolette, nel mercato giovanile? Allora, diciamo che solitamente un po' seguo le partite del calcio giovanile, ho avuto modo di vedere qualche partita. C'è anche la San Pio, che è una società che storicamente a livello giovanile fa sempre bene. No, devo dire che vabbè, il Catania Giovanissimi comunque penso imbattuto che non da tantissimo tempo. Da un sacco di partite, no? Invece al di là dell'aspetto, perché poi secondo me ci sono i campionati, perché questi tornei poi sono un'occasione importante, dico più che altro un discorso proprio culturale, secondo me, che questi tornei possono avere questa valenza proprio di aprire, no? Perché la difficoltà di lavorare nel settore giovanile, io qualche anno l'ho fatto nel settore giovanile, sono problematiche completamente diverse dai grandi, no? A Pachino problemi non ne hanno, perché hanno una bella struttura privata sulla quale insomma fonda tutto il progetto. Ma secondo me il discorso con i genitori è fondamentale, no? Proprio anche questa cosa degli arbitri è un discorso molto ampio e secondo me assolutamente interessante. E dedicare una puntata è una cosa, non è male, è intelligente. Non è male. Approfondiremo ancora questo discorso sul torneo, sul rapporto genitori, figli e dirigenti. Nel frattempo volevo ricordare che il nostro Alessio tra poco ci parlerà anche di un settore giovanile messo totalmente da parte, anche se ultimamente cerca di trovare spazio, quello del calcio a 5, no? Che comunque vive una sua bella realtà. Sì, a Catania abbiamo la squadra campione d'Italia, la addirittura. scudettata meridiana. Perdona la mia ignoranza, non lo sapevo. La scudettata meridiana l'anno scorso guidata da mister Luca D'Arrigo, che ha vinto Io lo sono scudetto. contento che adesso noi qui a Penalty facciamo questa bella finestra sul calcio a 5, così finalmente possiamo conoscere tante altre cose che magari chi fa il calcio a 11 insomma
non apprende con molto interesse. Però adesso ci dobbiamo fermare, Federica ci deve dare il lancio della pubblicità, così poi tra poco ritorneremo a parlare del trofeo di Natale, ci sarà sempre con noi il presidente della FIGC Carmelo Vergorizzi e cominceremo anche a conoscere qualche altra società che è stata presente appunto al torneo di Mascalocia di Torre del Grifo. Sì, Ettore, un brevissimo stacco pubblicitario, tra pochissimo con penalty. A penalty c'è la pubblicità, non scappate.